È caccia al comando che ha seminato il terrore nel supermercato Conad di Paderno. La polizia ha ritrovato poco distante dal market l'auto utilizzata dai banditi per scappare e gli investigatori partiranno proprio dalle impronte lasciate dai rapinatori all'interno della macchina per dare un volto ai malviventi, dopo aver sentito la testimonianza della cassiera e visionato le telecamere di videosorveglianza del supermercato. Tutto è stato ripreso, i pochi secondi del blitz e il tragitto dell'auto fino al punto in cui la Panda è stata abbandonata. Intanto la gente in paese è terrorizzata. Il giorno dopo la rapina i residenti sono sconvolti. Sicuramente c'è paura, non siamo più sicuri neanche in casa nostra, quindi il pensiero c'è sempre. Dobbiamo stare attenti a tutto ormai. A venire dentro a essere paroni loro così sulle case, sui supermercati, non è bene. C'è di paura sì, per forza, perché viene qua e prende tutto quello che vuole. Una zona dove sono successi numerosi episodi di criminalità, quella tra Paderno e Ponzano, e i residenti hanno paura perché quell'area di sera è buia e isolata. C'è paura sì, perché l'ho avuto pure io in casa ai ladri, tempo addietro, e so cosa vuol dire. C'è paura dappertutto. Finché non ti succede a te, non te rendi conto, quello è per il discorso. Perché mi è successo una sera, però no, ma una di fianco, che porta via proprio la borsa e te fa impressione, era uno con moto ferma e sei io sola e via. I clienti in ginocchio, la pistola puntata addosso mentre i banditi razziavano quello che c'era nelle casse. La gente ha il timore che questo possa accadere di nuovo e si interrogano su chi possa essere stato a compiere questo assalto al supermercato. Stiamo vivendo momenti di crisi in cui questi fatti purtroppo avvengono sempre e sempre di più. Sono quelli che hanno bisogno e non ce la fanno o per comprarsi la droga o altre cose, insomma, ma